Stamattina alle 7:35 ero a casa, diciamo, preparandomi per venire in comune e ho sentito il pavimento tremare, ho immaginato subito che era una nuova scossa di terremoto. Ho sentito la vetrina muoversi, tutti i bicchieri, e si è spostata di 3 centimetri. La pedemontana trevigiana ha tremato nuovamente stamattina. Il sisma di magnitudo pari a 3,5 gradi della scala Richter è stato registrato alle 7:35. La scossa, accompagnata da un boato e con epicentro registrato tra Vidore e Moriago della Battaglia, è stata avvertita distintamente fino al capoluogo e nel Bellunese. La stessa zona, già interessata martedì scorso da un terremoto all'incirca della stessa entità. Tanta la paura soprattutto nelle scuole dove stavano iniziando le lezioni, con gli alunni tenuti fuori dagli edifici scolastici. Abbiamo tranquillizzato i ragazzi, abbiamo fatto un sopralluogo sempre insieme con il nostro responsabile della protezione civile di Vidor e abbiamo visto insieme che in realtà non c'erano crepe, non c'era nessun problema, diciamo, quel che riguarda il rischio. Abbiamo tranquillizzato i ragazzi che qualcuno sembrava un po' agitato, ma alla fine sono entrati in aula e quindi la lezione è continuata tranquillamente. Stessa situazione anche a Segusino, anche qui stamattina sono scattati sopralluoghi nelle scuole del comune. Mi aveva chiamato il vigile che appunto c'era questo problema, che le maestre volevano essere rassicurate, e ho detto a lui appunto che se non ci sono evidenti segni che devono essere valutati dal personale competente, insomma la cosa rientra nella normalità. Un'attività sismica di intermittenza che sta interessando l'intera zona collinare del Montello e che preoccupa non poco le amministrazioni e i cittadini. Oggi summit tra i sindaci della zona, il piano di emergenza è già pronto nel caso di un evento sismico di grave entità. Sono già disposte le aree eventualmente di ritrovo, dove dopo da là verrà attivato il COC, il centro operativo comunale. Abbiamo fatto anche delle esercitazioni e queste servono per tenere sempre alta l'attenzione. Ovviamente non bisogna con le esercitazioni e con l'attenzione creare allarmismi, bisogna valutare per quello che è il fenomeno.